Sul sintetico del Nino Lopresti di Gallico, impegno infrasettimanale per la Reggio Ravagnese, la squadra di Mister Misiti torna in campo dopo la netta vittoria in campionato per 3-0 sul campo del Bocale. I padroni di casa sono chiamati alla grande impresa nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Eccellenza. Avversario di giornata infatti sarà il Merito, vittorioso all'andata col punteggio molto rotondo di 5-2. Vediamo la formazione della Reggio Ravagnese per affrontare questa sfida. In porta c'è Currà, difesa Gatto, Bongani, Foti, Maesano, in mediana Puntoriere e Urruti a fare da flangifrutti davanti alla difesa. Gomez, Baima e Baldè alle spalle dell'unica punta Luciano Rabbeni. Risponde il Melito con Falduto, Franzò, Lopez, Tringali, Tripodi, Palaez, Contreras, Sivori, Iachino, Magalaes e Martinez. Partiamo col film del primo tempo. Dopo 7 minuti il Melito, tentativo dalla distanza di Sivori, viene respinto da Currà, si avventa Bongani che riesce ad anticipare Magalaes. Minuto 10 Reggio, calcio d'angolo per Foti, colpisce di testa, salvataggio di Falduto al minuto 20, palla per Palaez che calcia, trova la risposta di Currà che mette il pallone in calcio d'angolo. Al 34esimo continua a spingere il Melito. Nel frattempo rivediamo il gran colpo di Reni del portiere della Reggio Ravagnese. Dicevamo, a 10 dalla fine il tentativo dalla destra di Sivori per Martinez, c'è l'appoggio per un compagno che va a calciare di prima intenzione, sfera che sfiora il palo. Minuto 35, ancora grande protagonista Sivori che riceve per vie centrali, prova a incunearsi tra i due difensori, il numero 7 non trova la porta di poco. Minuto 41, azione manovrata dalla sinistra ancora con il Merito, ancora con Sivori e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Currà. Finisce così un primo tempo ricco di occasioni, tanto Melito. Reggio Ravagnese che deve cercare di fare sicuramente qualcosa in più. La ripresa inizia al 47esimo con la prima chance, Baima di testa per Gomez, va a calciare da posizione defilata, c'è la deviazione di Falduto. Minuto 49, Reggio Ravagnese sembra aver cambiato i giri del motore, lancio lungo di Maesano per Baldè che riesce a incunearsi in mezzo ai difensori che non fanno un figurone. Arriva il tentativo di pallonetto da fuori area di Rabbeni che finisce fuori. Minuto 55, entra Arcudi per Gomez. Minuto 59, la Reggio Ravagnese è ancora in avanti, la punizione è di Baima, c'è la risposta di Falduto, si avventa Arcudi che da ottima posizione però la manda fuori. Minuto 64, ancora un calcio di punizione per la Reggio Ravagnese, la posizione defilata Puntoriere, c'è una respinta, la sfera rimane in area di rigore solo per un momento, spazzata via. Arriva un destro alla distanza, il pallone in area per Baldè che prova l'1 contro 1 con un paio di avversari, se la porta sul mancino, poi sul destro mette dentro l'assist per Maesano e fa 1-0 così la Reggio Ravagnese. Minuto 71, punizione di Baima indirizzata verso l'angolino, salvata da Tringali in calcio d'angolo. 74esimo, rimessa laterale lunga di Puntoriere, viene toccata da Foti, arriva Baima che rovesciata trova il gol del 2-0. Rivediamo l'esecuzione perfetta da fotografia, quella della Reggio Ravagnese. Minuto 78, si sta materializzando un'impresa, arriva Baima su calcio di punizione, va a pescare Foti ed incredibile, adesso è 3-0 Reggio Ravagnese, viene ristabilita la parità nella doppia sfida dopo il 5-2 dell'andata in favore del Melito. Minuto 80, ancora la Reggio che adesso ci crede, Maesano sfonda a sinistra, va a calciare, c'è il tentativo di Falduto che riesce a respingere, poi Baldè, sembra tutto fatto ma un difensore si materializza davanti all'ex Marina di Ragusa. Minuto 81, viene espulso mister Cormaci, qualche parola di troppo rivolta nei confronti del direttore di gara, entra Rinaldo Bergatto. 83esimo, ultima occasione, Puntoriere in buca per Baldè, viene chiuso in calcio d'angolo. Finiscono così i 90 regolamentari e incredibilmente ci saranno i tempi supplementari per andare a stabilire chi supererà questo turno. Minuto 91, Baima apre il pallone a destra per Arcudi, sguardo in mezzo, il tentativo di cross di prima intenzione, arriva in volo d'angelo Luciano Rabbeni e fa così 4-0. Clamoroso poker della Reggio Ravagnese contro il Merito. Sembra una festa quella degli Amaranto quando al 95esimo si rivede il Merito in zona offensiva, Martinez in buca per Contreras, viene stoccato così da Rinaldo. Per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore che sembra far sfumare ogni speranza della Reggio Ravagnese. Dal dischetto si presenta Contreras, 1 contro 1 col portiere, la rincorsa breve, il pallone che finisce alle spalle dell'estremo difensore. Il Merito trova un gol che può valere ovviamente ancora una qualificazione, siamo sul 4-1. 97esimo, Maesano in area da Arcudi, va al diagonale con il destro, pallone che viene deviato in calcio d'angolo. Minuto 98, proprio dal corner che segue la Reggio è pericolosa, sfera messa dentro allontanata da Falduto, si avventa Rabbeni che va al pallonetto, grande idea, leggermente da rivedere l'esecuzione. Finisce così il primo tempo
supplementare, ancora in totale equilibrio la doppia sfida, siamo sul 4-1, minuto 109, rinvio lungo di Maisano per Arcudi, controlla la sfera, la lascia per Rabbeni con questo bellissimo pallonetto, il mancino di Rabbeni respinto da Lentini, minuto 113, entra Pannuti per uno stremato Rabbeni, minuto 114, punizione messa dentro, Curra non è perfetto, arriva allora il gol di Magales, è un gol che sa di beffa per la Reggio Ravagnese che si era portata fino al 4-0 contro il Melito al minuto 115, c'è un cambio, l'ultimo scoppetta per Bongani, poi non c'è più tempo, finisce così la gara a Gallico, termina con l'eliminazione della Reggio Ravagnese che strappa. Comunque applausi amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.